L'azienda idrica agrigentina interviene sulla vicenda legata al rifornimento idrico tramite le autobotti a Canicattì. Consegnate dal comune di Agrigento 6 benemerenze al merito civile e all'Arma dei Carabinieri. Avviata la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la copertura del Teatro Pirandello. Schifani in visita alle zone colpite dal maltempo, l'intervento alla Camera dell'onorevole Pisano sui danni in Sicilia. Al via da parte della Regione tanti ristori verso chi è stato colpito dalla frana di Niscemi e dal maltempo nell'isola. Il Winner Club impegnato per la Giornata per la Vita 2026, il giornalista Giovanni Floris presenta il suo libro Asini che volano a Favara. I poliziotti della penitenziaria arrestano una donna nel tentativo di far entrare droga a Petrusa camuffata in una confezione di carne. A Palermo la Guardia di Finanza scopre una banca abusiva, 2 giovani arrestati a Canicattì per una rapina a 2 donne. A Caltanissetta presentata l'iniziativa per il calcio femminile Ragazzi con i tacchetti. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 6 febbraio venerdì. L'azienda idrica agrigentina AICA interviene oggi sulla vicenda legata al rifornimento idrico tramite le autobotti dopo l'episodio che ha visto i carabinieri fermare un mezzo a Canicattì impegnato a trasportare 5.000 litri d'acqua destinata alla vendita senza segnalazione certificata all'inizio dell'attività né documentazione sulla salubrità e sulla tracciabilità. Al conducente sono state contestate violazioni amministrative per complessive 5.500 euro, con diffida alla cessazione dell'attività, oltre a ulteriori 5.100 euro di sanzioni per guida senza patente. Controlli analoghi erano stati eseguiti tra Annaro, Camassa e Ravanusa nell'ambito delle verifiche per la tutela della salute pubblica e il contrasto alle attività illecite nel settore. AICA afferma non ha sospeso il servizio autobotti né intende penalizzare i cittadini, al contrario è già in corso l'attivazione di un ulteriore punto di carico proprio per migliorare l'operatività degli autobottisti regolarmente autorizzati e ridurre i tempi di approvvigionamento. La priorità, continua AICA, è quella di servire chi è in regola e chi è oggettivamente non allacciabile. Il servizio autobotti è garantito agli utenti AICA regolarmente allacciati alla rete idrica, agli utenti non allacciabili per oggettività, impossibilità tecnica. Diversa è la situazione di chi sceglie di non allacciarsi alla rete pur potendolo fare. In questi casi non si tratta di una scelta facoltativa, l'allaccio al servizio idrico integrato è un obbligo di legge. No al sommerso, continua AICA, sì alla legalità. E al comune di Agrigento conferite 6 benemerenze al merito civile all'Arma dei Carabinieri di Agrigento nell'ambito dell'operazione Piazza Pulita, il servizio. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e la giunta comunale hanno approvato 6 benemerenze al merito civile in favore del vice brigadiere Silvio Marco Rucchetta, dell'appuntato scelto Vincenzo Mancuso, del maresciallo capo dei carabinieri della Legione Sicilia Gianluca Carozzo, del maresciallo Francesco Bifulco, del vice brigadiere Domenico De Gil e dell'appuntato Massimo Pedano, che hanno partecipato all'attività investigativa nell'ambito dell'indagine denominata Piazza Pulita. L'evento si è svolto presso la sala consiliare del comune di Agrigento. Il sindaco Miccichè, in presenza del presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà, del comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Nicolo De Tullio, ha conferito i riconoscimenti con la seguente motivazione: per avere contribuito in maniera determinabile, con encomiabile senso del dovere, spiccata professionalità e intuito investigativo al successo di un'indagine delle forze dell'ordine finalizzata a disarticolare un gruppo criminale dedito allo spaccio di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti anche nei confronti dei minori. L'operazione, denominata Piazza Pulita,
Ha impegnato le forze dell'ordine e si è conclusa con l'esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di 6 indagati e il sequestro di un cospicuo quantitativo di droga, suscitando il plauso dell'opinione pubblica. E poi ci metti le 2 interviste, le 2 dichiarazioni. Sì, oggi consegniamo delle benemerenze civiche a dei militari, a dei carabinieri che sono distinti nel nostro territorio per aver portato a termine un'operazione importantissima antidroga, e ringrazio l'Arma, ringrazio il colonnello provinciale De Tullio qui accanto a me per il lavoro continuo che fanno giornalmente, ma principalmente anche per il lavoro di prevenzione che stanno facendo sul nostro territorio. È fondamentale, è importante, il carabiniere è una figura indispensabile per la nostra città. Oggi il Comune di Agrigento e il Sindaco consegnano dei riconoscimenti a dei militari dell'Arma che si sono distinti per un'indagine che ha avuto ad oggetto il contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico negli scorsi anni. È un'attestazione importante per l'impegno dell'Arma che continua ancora oggi, soprattutto anche nel centro città, ed è testimonianza, insomma, e sono testimonianza di questo impegno anche le più recenti operazioni, i sequestri e le perquisizioni eseguite proprio per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini e una migliore qualità della vita di questa città. È stata avviata la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello, un intervento importante e strutturale. L'importo dei lavori a base d'asta è di oltre 500.000 euro il servizio. L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Agrigento, Gerlando Principato, comunica che è stata avviata la procedura aperta ai sensi della legge 3623 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello, un intervento fondamentale per la messa in sicurezza dei luoghi simbolo della nostra identità culturale. Dopo mesi di progettazione, afferma l'assessore Principato, pareri, autorizzazioni e approvazione, adesso si entra nella fase operativa vera, cioè la gara pubblica che porterà all'apertura del cantiere. Un intervento strutturale importante. L'importo dei lavori è previsto di 508.529 euro, di cui 325.000 circa soggetti al ribasso, 183 oneri di sicurezza non ribassabili. La procedura è pubblicata con scadenza delle offerte entro il 26 febbraio 26, segno che il percorso amministrativo procederà con tempi certi e trasparenti. Non è soltanto una gara d'appalto, afferma l'assessore Principato, è una risposta concreta a un problema che la città conosce da troppo tempo: infiltrazioni, degrado, rischi per strutture e decorazioni. Con questi lavori si interviene in modo definitivo sulle coperture della torre scenica della platea, degli ambienti di servizio, restituendo finalmente sicurezza, funzionalità. Come assessore ai lavori pubblici provo una soddisfazione particolare perché questo risultato non nasce da annunci ma da atti, passaggi, tecniche, delibere, autorizzazione, insomma un lavoro quotidiano. Tutelare il Teatro Pirandello significa, afferma l'assessore, la memoria e il futuro di Agrigento. Chi come tanti di noi ha vissuto anche fuori città sa quanto valore abbiano i luoghi che raccontano la nostra storia e proprio per questo sentiamo ancora di più il dovere di conservarli e migliorarli. Questo intervento è un segnale chiaro: Agrigento crede nella cultura, nella qualità degli spazi e nella crescita della propria comunità. Adesso incrociamo le dita, andiamo avanti con determinazione, affermando che un altro impegno è stato mantenuto, un altro passo avanti per la nostra città. E sui danni provocati dal ciclone Harry, sopralluogo del presidente della regione siciliana Siracusa, e afferma era doveroso venire a vedere di persona quali sono le condizioni del territorio siracusano dopo il passaggio del ciclone Harry, anche se sono stato sempre informato puntualmente su quanto accaduto. La mobilitazione nella regione è massima, in particolar modo per quanto attiene alla velocizzazione delle procedure. Come ho detto, le risorse ci sono
e ci saranno. Abbiamo già stanziato 95 milioni di euro e sappiamo, come anticipato ieri in Parlamento dal Ministro Musumeci, che dal Governo nazionale arriveranno altre misure straordinarie. Ho iniziato questo sopralluogo nella città di Siracusa e provincia per avere un'idea, sapevamo che vi erano dei danni e sono compatibili con tutto quello che ha determinato la mareggiata, danni a lidi, danni a case prospicienti il mare, le procedure già le abbiamo attivate, sapete bene come il risarcimento dei danni a fabbricati sarà velocissimo attraverso perizia giurata, adesso continuerò questo giro, ma la mobilitazione della Regione è massima, in particolar modo sulla velocizzazione delle procedure, perché ho sempre detto che le risorse ci saranno, le reperiremo, già noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo stanziato 95 milioni, i 33 del Governo nazionale, ma ne arriveranno molti di più, sono fiducioso su questo aspetto. Poi il Ministro Tajani si sta impegnando sull'accesso al Fondo di solidarietà europea, all'interno del quale probabilmente inseriremo la richiesta attraverso il nostro governo di una deroga per quanto riguarda il tema della Bolkestein. Quindi siamo tutti all'unisono proiettati a lavorare assieme e attualmente io ho disdettato quasi il 90% dei miei impegni regionali, di governatore regionale e mi sto dedicando a questo, perché l'emergenza significa anche stare attorno alla gente e con la gente. Le dichiarazioni del Ministro Musumeci hanno anticipato, e questo mi ha fatto molto piacere, l'arrivo di misure straordinarie da parte del Governo nazionale, quindi il Ministro Musumeci è una persona seria che quando parla in Parlamento si anticipa le notizie, sono notizie reali. E l'onorevole Lillo Pisano è intervenuto alla Camera nell'ambito del dibattito su informativa urgente del Governo in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che ha colpito la Sicilia. L'onorevole Pisano si è soffermato sui danni provocati dalla frana a Niscemi, sul maltempo che ha colpito la costa ionica e anche al territorio agrigentino, facendo riferimento in particolare alla località di San Leone. I danni, ha dichiarato Pisano, ammontano in Sicilia a oltre 300 milioni e i cittadini siciliani non saranno lasciati soli. L'intervento dell'onorevole Pisano alla Camera. È iscritto a parlare il deputato Pisano, ne ha facoltà. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, l'informativa resa oggi dal Ministro rappresenta un passaggio importante e necessario, perché consente a quest'Aula di avere un quadro chiaro e aggiornato sugli eventi che hanno colpito il Sud Italia e in modo particolare la Sicilia. Di fronte a fenomeni di questa portata è giusto ribadirlo con forza: lo Stato c'è, il Governo c'è. La visita del Presidente del Consiglio nei territori colpiti è stato un segnale concreto di attenzione e di vicinanza, molto apprezzato dalle comunità locali perché ha dimostrato che l'emergenza siciliana è pienamente al centro dell'agenda nazionale. Il fulcro di questa emergenza resta Niscemi, una comunità che ha vissuto in una situazione eccezionale, una frattura del terreno, una vera e propria faglia, che ha attraversato l'area urbana mettendo a rischio abitazioni, infrastrutture e servizi essenziali. A Niscemi oltre 1000 persone sono state costrette a lasciare temporaneamente le proprie case. Famiglie che si ritrovano improvvisamente fuori dalla normalità e che oggi non chiedono altro che certezze, sicurezza e tempi chiari. Le prime stime diffuse dalla Protezione Civile e riprese dalla stampa parlano di danni ingenti, che in Sicilia superano i 300 milioni di euro, considerando infrastrutture, edilizia privata, attività produttive e agricole. Accanto a Niscemi l'emergenza ha interessato altri territori strategici, in particolare la fascia ionica e alcune aree a forte vocazione turistica. Penso alla zona di Taormina, a Borgo Parrini e anche a San Leone, che ha registrato criticità e danni, soprattutto lungo il litorale nelle infrastrutture di servizio. Non possiamo dimenticare che alcune aree dell'Agrigentino hanno già vissuto negli anni passati eventi simili. Esperienze che forse non sempre sono state considerate fino in fondo nella loro complessità, ma che oggi rappresentano un patrimonio di insegnamento utile per affrontare l'emergenza attuale con maggiore consapevolezza e rapidità. È importante sottolineare un dato politico chiaro: questa emergenza arriva a ridosso della stagione turistica, un passaggio decisivo per l'economia siciliana. Il turismo non è un settore accessorio, ma una colonna portante del sistema economico regionale.
Difendere oggi infrastrutture, collegamenti, servizi e imprese significa proteggere lavoro, reddito e futuro, evitando che un evento naturale si trasformi in una crisi economica più ampia. In questo contesto il ruolo del Governo è decisivo ed è positivo che, come emerso l'informativa, sia già in atto un'azione coordinata che potrà ulteriormente rafforzare affinché nessun territorio resti indietro. I siciliani in queste ore chiedono cose molto semplici e molto concrete. Chiedono di poter tornare nelle proprie case in sicurezza, chiedono aiuti rapidi, senza lungaggini burocratiche, chiedono interventi concreti che consentano alle famiglie e alle imprese di ripartire. Sono richieste legittime, comprensibili, che meritano una risposta all'altezza e siamo certi che di fronte a queste richieste il Governo non si terrà indietro. Da forza di maggioranza il nostro compito è sostenere l'azione di governo con le alte responsabilità, indicando con chiarezza le esigenze dei territori e accompagnando i cittadini in questo percorso difficile. Concludo rivolgendo un messaggio ai cittadini di Niscemi, della fascia ionica, di Agrigento e delle altre aree colpite. Le istituzioni sono al vostro fianco e continueranno ad esserlo fino al ritorno alla piena normalità. Gli aiuti arriveranno, le risposte saranno concreti e i tempi saranno compatibili con l'urgenza che state vivendo. È con questo spirito di unità, fiducia e responsabilità che la maggioranza continuerà a lavorare, perché dalle emergenze si esce solo insieme. Grazie. Grazie. E sul ciclone Harry sale il bilancio dei danni, a rischio l'1% del PIL nel sud. Intanto partono gli interventi urgenti, 3 milioni per i danni alle imbarcazioni e all'acquacoltura, i cantieri aperti a Lampedusa e Linosa per il ripristino delle infrastrutture portuali. I colleghi di Palermo. Sempre più grave il bilancio dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry nel sud del paese. Il Sole 24 Ore fa il punto e indica le misure e le risorse necessarie da adottare per recuperare e il direttore della Svimez, Luca Bianchi, lancia un allarme: senza una ricostruzione tempestiva, oltre ai danni materiali, il rischio è il declino di settori strategici, in particolare turismo e agroalimentare, che sono quelli che negli ultimi anni hanno sostenuto la crescita economica regionale. In Sicilia, secondo le prime stime, i danni diretti sull'isola superano il €1 miliardo, ma sembrano destinati a crescere. Il ciclone ha colpito duramente l'intero arco costiero da Messina a Capopassero, coinvolgendo anche la Sicilia occidentale, con una maggiore intensità nel messinese e nel catanese, infliggendo un duro colpo al turismo. Le mareggiate hanno eroso tratti significativi di costa, distrutto lidi balneari, danneggiato strade, abitazioni e strutture ricettive. Oltre ai danni materiali, il vero pericolo riguarda la perdita di flussi produttivi, soprattutto in economie a forte stagionalità come quelle del Mezzogiorno. Le stime indicano che nel 2026 l'impatto del ciclone Harry potrebbe tradursi in una contrazione del PIL compresa tra lo 0,8 e l'1% nelle aree più colpite, per un valore economico che sfiora nuovamente i €2 miliardi. In questo contesto un ruolo centrale potrebbe essere svolto dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, che destina €1,2 miliardi a misure legate a rischi e adattamento climatico da impegnare entro il 2029. L'amministrazione regionale, intanto, per tamponare l'emergenza, stanzia €3 milioni per risarcire le imprese ittiche colpite dal ciclone attraverso un avviso pubblicato dal Dipartimento della Pesca Mediterranea dell'Assessorato dell'Agricoltura. I fondi saranno destinati alle attività che hanno subito danni materiali, a imbarcazioni e attrezzature e a quelle di acquacoltura per gli impianti produttivi. Sul fronte delle aree portuali partiranno oggi i lavori di ripristino del porto di Lampedusa, che ha subito danni significativi alla banchina commerciale, al molo di Calapisana e al molo Favaloro. Sempre nell'arcipelago delle Pelagie i cantieri sono già operativi a Linosa e interessano il Porto Vecchio e l'unica via d'accesso alla centrale elettrica, entrambi gravemente compromessi dal maltempo. L'intervento sulla strada è particolarmente importante per garantire il passaggio delle autobotti che riforniscono di carburante l'impianto e scongiurare così pericoli di blackout. Interventi urgenti ad infrastrutture essenziali, ma gocce nel mare. Il direttore dello Svimez avverte: bisogna passare dalla gestione dell'emergenza alla definizione di un programma strutturale di interventi. È sempre in merito a maltempo presentato il disegno di legge per fronteggiare l'emergenza del ciclone Harry e la frana di Niscemi. Colleghi di Messina. I deputati regionali Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto
hanno depositato all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge recante disposizioni urgenti per lo stanziamento di risorse utili e necessarie per far fronte all'emergenza causata dai fenomeni meteorologici del 19, 20 e 21 gennaio e per la frana che ha colpito il comune di Niscemi il 25 gennaio sempre 2026. Il provvedimento nasce dall'esigenza di fornire una risposta immediata ai gravissimi danni subiti da numerosi comuni siciliani in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'isola, compromettendo infrastrutture, servizi essenziali, abitazioni e attività produttive. La Sicilia, dichiara Cateno De Luca, non può essere lasciata sola di fronte a una tragedia che ha prodotto danni stimati in oltre 2 miliardi di euro, a fronte dei soli 33 milioni finora stanziati dallo Stato con l'ordinanza della Protezione Civile. Questo disegno di legge intende colmare un vuoto e dare risposte concrete ai comuni e ai cittadini colpiti dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Il DDL prevede l'istituzione di 2 fondi straordinari. Il primo è un fondo per i comuni colpiti dal ciclone Harry, con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 790 milioni di euro, destinato al ripristino dei servizi pubblici essenziali, alla tutela della pubblica e privata incolumità, al sostegno ai privati danneggiati e alla ricostruzione delle attività produttive, alla messa in sicurezza del territorio e alla ricostruzione delle infrastrutture, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Il secondo è un fondo specifico per il comune di Niscemi, pari a 310 milioni di euro, finalizzato al ripristino dei servizi essenziali, al sostegno alle famiglie e alle imprese colpite, alla messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture, alla realizzazione di opere di difesa del suolo e all'acquisto di alloggi da destinare alle famiglie che hanno perso la propria abitazione o che non potranno più rientrarvi perché situate in aree a rischio. Le risorse individuate dal disegno di legge derivano principalmente da una riprogrammazione dei fondi FSC 2021-2027 e dall'utilizzo dell'avanzo libero del bilancio regionale, concentrando gli interventi su progetti che non hanno ancora assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti o che non le assumeranno nel breve periodo. La proposta di modifica dell'accordo di coesione dovrà essere approvata dal comitato competente entro 20 giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le risorse confluiranno quindi nella contabilità speciale intestata al commissario delegato, nominato con l'ordinanza del Capo della Protezione Civile numero 1180-2026, al fine di garantire rapidità ed efficacia nell'attuazione degli interventi. Non si tratta di sottrarre risorse allo sviluppo, sottolinea De Luca, ma di riorientarle temporaneamente verso l'emergenza, per poi ripristinarle successivamente con l'avanzo di bilancio. La sicurezza delle persone viene prima di tutto. Senza territori sicuri non può esserci sviluppo. A proposito del maltempo, continuiamo con le notizie che arrivano dalla Regione. Lo stop per il 2026 al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime in tutta l'isola. Lo stabilisce un decreto dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente retto dall'assessore Giussi Savarino. Nello specifico, l'esenzione straordinaria del pagamento è rivolta alle concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive della nautica da diporto, della cantieristica navale e a quella che si trovano nelle aree portuali interessate dal passaggio del ciclone Harry, una misura del valore di circa 10 milioni di euro prevista dalla legge voluta dal governo Schifani e approvata all'unanimità dall'ARS lo scorso 30 gennaio. E sempre in tema di misure per il maltempo, un pacchetto di misure straordinarie per tutelare il diritto allo studio degli studenti universitari residenti a Niscemi o provenienti dalle aree colpite dal ciclone Harry, una nota indirizzata ai direttori dei 4 enti regionali per il diritto allo studio universitario ERSU, la invia l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, che ha evidenziato la necessità di individuare soluzioni
condizioni utili a garantire la continuità del percorso universitario agli studenti che a causa dell'emergenza meteorologica in atto si trovano temporaneamente in condizioni di particolare difficoltà economica e logistica. L'obiettivo del governo Schifani, ha affermato l'assessore Turano, è quella di assicurare risposte rapide ed efficaci nel rispetto delle normative vigenti per evitare interruzioni nei percorsi di studio degli studenti, appunto. Un dono di speranza è stato il titolo del service del Winner Well Club di Agrigento in occasione della Giornata per la Vita 2026 in collaborazione con il CAV, Centro Aiuto alla Vita, diretto da Pinuccia Pappalardo. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. Un dono di speranza è stato il titolo del service dell'Inner Wheel Club di Agrigento in occasione della Giornata per la Vita 2026, che ha rinnovato il suo impegno nell'ambito del progetto Sorriso in aderenza alle linee guida che attribuiscono attenzione ai bambini. Obiettivo del club, retto da Patrizia Di Giovanni Vitellaro, sono state le madri che affrontano la complessa sfida della maternità in contesti di estrema fragilità. Grazie alla collaborazione di Pinuccia Pappalardo, presidente del Centro di Aiuto alla Vita, l'Inner Wheel ha creato una rete di solidarietà, concretizzatasi nel devolvere il ricavato del torneo di burraco e tramite alcune farmacie amiche, il cui sostegno non è stata una semplice donazione, ma un segno tangibile di umanità, approvazione e condivisione verso le attività di servizio svolte dal club. Quest'ultimo infatti ha raccolto e donato latte specifico, omogeneizzati, prodotti per l'infanzia e attrezzature essenziali per neonati e bambini nel loro primo anno di vita. Commozione ha generato il momento della consegna alla mamma di un piccolo di soli 40 giorni. È stata una settimana intensa, ha detto la presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro, faticosa ma rigenerante, che ci ha restituito il senso più puro del nostro operato. Oggi, gratificati e commossi, il nostro cuore batte più forte, conclude. Da un piccolo gesto siamo arrivati ad un grande service collettivo, accendendo una luce di speranza per un futuro migliore. Presentato ieri a Favara presso il Castello Chiaramonte l'ultimo libro del giornalista Giovanni Floris, Asini che volano. Con l'autore hanno dialogato il sindaco Antonio Palumbo, Rosario Manganella della Fondazione Marrone e Carmelo Castronovo dell'Ampi di Favara. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato che ha seguito l'evento. Su iniziativa della Fondazione Calogero Marrone, unitamente alla sezione Ampi e al comune di Favara, inserito nel progetto Resistere ieri e oggi, è stato presentato al Castello Chiaramonte l'ultimo lavoro del giornalista Giovanni Floris, il libro Asini che volano. Si tratta di un elogio dell'Italia tra cinema e vita quotidiana, che evidenzia contraddizioni, talento, fragilità e la grande capacità di resistenza degli italiani. In Asini che volano, Giovanni Floris mette a confronto la comicità e le trame dei film importanti del neorealismo con quelli apparentemente più leggeri della commedia all'italiana, dagli evanescenti cinepanettoni degli anni 80 e 90 fino ad arrivare al fenomeno Checco Zalone. Una filmografia che è lo spaccato esatto della società italiana, quella del dopoguerra e della grande rinascita, quella di fine millennio e quella attuale, evidenziando le somiglianze ma anche le profonde differenze. Nel libro, che unisce ironia e riflessione, Floris ripercorre con grande competenza e anche un pizzico di nostalgia il rapporto tra la commedia italiana e la nostra società. L'incontro è stato anche occasione per parlare dei più attuali temi legati alla politica nazionale e a quella internazionale.
Una sala del Collare gremita ha gradito la presentazione del libro e le parole dello stesso Bonolis. A moderare l'incontro Gabriella Bruccoleri, a dialogare con l'autore il sindaco Antonio Palumbo, che è anche presidente della Fondazione Marrone, Rosario Manganella, presidente dell'Istituto Marrone, il presidente della sezione Ambi di Favara, Carmelo Castronovo. Le letture sono state affidate al noto attore agrigentino Gaetano Aronica con intermezzi musicali di Giuseppe Calabrese. Ma sentiamo le interviste. Abbiamo pensato che potesse essere utile al ragionamento che abbiamo sviluppato noi quest'anno con il tema Resistere ieri e oggi. Lui è un giornalista di avanguardia, uno che è molto bravo nel fare il suo lavoro, una persona che diciamo ha una precisa idea delle cose della vita e del mondo soprattutto, ed è uno che sta attento a questi fenomeni riguardanti anche il mondo della politica, e quindi ci è sembrato opportuno chiamarlo. Ha risposto diciamo al nostro appello, sarà qui con noi questa sera e io sono sicuro che saremo in tanti, già siamo tantissimi. Per noi è un grande evento ovviamente avere Floris a Favara, perché oltre ad essere un conduttore è un attento osservatore politico, io lo definisco così. È qui per presentare il suo libro, ma siccome il suo libro dà parecchi spunti sul piano politico, su cui parte dai film per arrivare ai nostri giorni, alle problematiche che viviamo in questi giorni, e quindi è interessante per questo motivo. L'approfondiremo nelle domande che faremo a Giovanni Floris. Sicuramente un momento culturale importante per Favara avere il giornalista Floris, non tanto e non solo per la presentazione del suo ultimo libro, ma perché è un attento osservatore di quello che succede in Italia e nel mondo. Abbiamo detto sempre, abbiamo cercato di trasformare il nostro castello chiaramontano, ma la città di Favara, in un centro culturale d'attenzione per l'intera provincia e oltre. E penso che iniziative come queste lo dimostrano. Stiamo lavorando per creare attenzione, per creare cultura, per rendere ancora più viva quella che è la comunità favarese con tutte le sue sfaccettature e tutta la cultura che può mettere in campo. Oggi la presenza di Floris ci permetterà anche di poter dare più visibilità alla nostra collettività, ma parlare anche di temi che oggi mi sembrano molto attuali. Avremo anche modo di capire perché gli asini volano. Ce lo faremo spiegare dall'autore, anche se un'idea ce la siamo fatta un po' tutti. Asini che volano, perché volano e perché sono asini? Allora, sono asini in positivo se si rendono conto di non sapere, siamo tutti noi, studiamo per comprendere le cose. In negativo se sono quelli che votiamo e li facciamo volare noi pur essendo asini. Delle tappe fondamentali del cinema, delle tappe fondamentali della vita italiana. Ho già fatto. Commedia all'italiana e poi Fantozzi, segnano il paese più di tanti altri. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora alle notizie di cronaca. Una donna è stata arrestata nel tentativo poi scoperto dalla polizia penitenziaria di Agrigento di far entrare droga all'interno del carcere Perrusa, camuffata dentro dei generi alimentari. Giorni fa gli agenti di Agrigento hanno anche individuato altri tentativi di intrusione di droga nella struttura all'interno di una scarpa contenuta in un pacco inviato da un familiare in servizio. La polizia penitenziaria del reparto di Agrigento ha portato a termine un'ulteriore significativa operazione di contrasto all'introduzione di sostanze stupefacenti all'interno dello stesso istituto penitenziario agrigentino. Nel corso dei colloqui con i detenuti, una donna convivente di un recluso ha tentato di introdurre in maniera fraudolenta un ingente quantitativo di sostanza stupefacente occultata all'interno dei generi alimentari da consegnare. Gli agenti si sono insospettiti dell'anomalo confezionamento della carne destinata al detenuto, hanno quindi approfondito i controlli individuando e sequestrando la sostanza abilmente nascosta. I successivi accertamenti sono stati estesi alla persona, al veicolo di proprietà della donna e presso il suo domicilio.
Anche qui la polizia penitenziaria ha rinvenuto un ulteriore quantitativo di presunta sostanza stupefacente, una pistola giocattolo modificata e una collezione di monete di dubbia provenienza. La donna quindi è stata arrestata e su disposizione dell'autorità giudiziaria posta agli arresti domiciliari. L'episodio segue un precedente intervento di pochi giorni fa, quando il personale di servizio al magazzino detenuti aveva scoperto della presunta sostanza stupefacente occultata all'interno di una scarpa contenuta in un pacco inviato da un familiare. La polizia penitenziaria di Agrigento pertanto continua senza sosta l'attività di prevenzione e contrasto all'introduzione di droghe all'interno degli istituti penitenziari, nonostante la carenza di personale e di risorse. Pertanto il sindacato del SAPPE della Polizia Penitenziaria rivolge un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini del reparto di Agrigento per il preziosissimo contributo assicurato alla sicurezza dell'istituto e dell'intera collettività. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Ancona, scoperta una banca abusiva con oltre 4 milioni di euro movimentati e più 500 vittime sull'intero territorio nazionale, denunciate 4 persone, i colleghi di Palermo. Maxi scoperta fatta dai finanzieri del Comando Provinciale di Ancona, un istituto bancario parallelo del tutto abusivo, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di truffare più di 500 clienti in tutta Italia. L'operazione Golden Tree ha portato a misure cautelari per 2 soggetti, al sequestro di 15 conti correnti in Italia e Polonia e all'oscuramento della piattaforma online. Il sodalizio, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, offriva conti esteri, prestiti e investimenti dietro la facciata di una presunta community finalizzata al benessere dei propri affiliati. In realtà, dietro tale struttura si celava un sistema fraudolento che proponeva investimenti ad alto rendimento presentati come particolarmente vantaggiosi e remunerati tramite la causale cashback, nel tentativo di eludere i controlli delle fiamme gialle. Determinante per il successo del meccanismo sarebbe stato il rapporto di fiducia instaurato dai falsi promotori finanziari con le vittime, appartenenti alle più diverse fasce d'età, dai 20 agli 85 anni, molte delle quali avrebbero investito risparmi personali, pensioni o in alcuni casi denaro ottenuto tramite prestiti. Le indagini hanno fatto emergere un vero e proprio schema Ponzi diffuso in numerose province italiane, tra cui Ancona, Roma, Milano, Palermo, Napoli, Torino e Bari. Il sistema si autoalimentava grazie alle passaparola ai social network, trasformando gli stessi investitori in promotori, incentivati con compensi proporzionati al numero di nuovi clienti reclutati e alle somme versate. A rendere credibile l'operazione contribuivano anche strumenti apparentemente professionali, come una carta di debito fisica personalizzata e un'applicazione digitale che simulava un servizio di home banking. Il meccanismo tuttavia si sarebbe arrestato quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi versamenti. A quel punto i promotori non avrebbero più restituito né interessi né capitale. Le somme confluite nella disponibilità del presunto dominus del sodalizio sarebbero state utilizzate per spese personali, per l'organizzazione di eventi conviviali finalizzati ad attrarre nuovi investitori e per investimenti altamente speculativi, tra cui l'acquisto di oro fisico e criptovalute. Al termine dell'operazione 4 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per i reati di abusivismo finanziario, attività bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio. A Canicattì una rapina ai danni di 2 donne di 77 e 58 anni ha fatto scattare l'immediato intervento delle forze di polizia. Grazie alla tempestiva dell'azione e al coordinamento operativo tra il NOR, l'aliquota radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì e il Commissariato di Pubblica Sicurezza, i presunti responsabili sono stati individuati e rintracciati in breve tempo. Si tratta di 2 giovani rispettivamente di 29 e 19 anni, di cui uno cittadino straniero, entrambi
entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati condotti presso gli uffici della polizia e arrestati con l'accusa di rapina. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio conferma l'efficacia della collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, fondamentale per garantire una risposta rapida e incisiva ai reati e assicurare la sicurezza sul territorio. Fuga di gas in un cantiere edile, 2 gli operai ricoverati. I colleghi di Messina. Attimi di paura, oggi a Giampilieri, frazione di Messina, dove una fuga di gas all'interno del cantiere della galleria in costruzione, scaletta, binario pari, ha messo a rischio la vita di 2 operai. L'allarme è scattato intorno alle 12:55, quando il gas ha iniziato a saturare l'area di lavoro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando di Messina, la squadra 1 della sede centrale con autopompa serbatoio e pick-up attrezzato e il nucleo nucleare, biologico, chimico e radiologico per mettere in sicurezza l'area e valutare eventuali ulteriori pericoli. 2 operai hanno inalato monossido di carbonio e sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni e risultano fuori pericolo di vita. Per precauzione è stato impiegato un mezzo speciale per percorrere circa 1600 metri all'interno della galleria, mentre le squadre monitoravano con strumenti specifici eventuali altre perdite di monossido di carbonio. L'accesso al cantiere resta temporaneamente interdetto in attesa del completo accertamento delle cause e della messa in sicurezza della zona. Presenti anche i carabinieri e il personale Espresal. E Rossana Florio è stata confermata alla guida dell'Archivio di Stato di Agrigento. Il Ministro della Cultura ha concluso così la procedura di interpello avviata lo scorso dicembre per l'assegnazione di 21 incarichi di direzione di archivi di Stato di livello non dirigenziale. Dopo i lavori della commissione di valutazione istituita con decreto del 12 dicembre 25, presieduta da Ferdinando Salemme, direttore generale archivi, ha ufficializzato i nuovi incarichi e le prese di servizio e tra queste proprio la riconferma di Rossana Florio alla guida dell'archivio di Agrigento. Passiamo ora alle notizie dello sport. Si è svolta la conferenza stampa Ragazze con i tacchetti, un progetto nato dalla volontà del Comitato regionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui è presidente Sandro Morgana, sposato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna e dallo stesso Comune di Caltanissetta, è realizzato in collaborazione con la SGS. Il progetto entrerà nelle scuole nissene coinvolgendo le aspiranti giocatrici di età compresa tra i 9 e i 17 anni. Le interviste agli organizzatori. Siamo nel foyer del Teatro Margherita con il presidente Sandro Morgana, presentiamo il progetto Ragazze con i tacchetti, un progetto importante sul quale voi state investendo molte energie e risorse. Molte energie, molte risorse, un progetto che da 4 anni qualifica, questo siamo alla 5ª edizione, qualifica l'impegno del Comitato regionale in direzione dello sviluppo del calcio femminile e ha uno scopo, cioè quello di aumentare l'organico delle partecipanti alle attività femminili, quindi delle tesserate. Lo facciamo andando nelle scuole, lo facciamo mettendo insieme un istituto scolastico e una scuola calcio, affinché la scuola calcio possa trasmettere quelli che sono i valori propri dell'attività sportiva in generale e dell'attività calcistica in particolare. Questo progetto ci ha dato in questi 4 anni la possibilità di tesserare tante ragazzine che non conoscevano il calcio, ci dà la possibilità di farlo conoscere. Per la prima volta lo facciamo a Caltanissetta, che è la mia città, e quindi sono contento per 2 volte, perché fino ad ora era, come dire, un rammarico che non eravamo riusciti a farlo. Quindi spero che attraverso questo progetto anche a Caltanissetta nasca una dimensione nuova, diversa per il calcio femminile, al quale noi crediamo fermamente. L'amministrazione comunale sposa il progetto Ragazze con i tacchetti.
Sì, è stato interessante, secondo me anche giusto che istituzionalmente venisse fatto la conferenza stampa qui a Palazzo del Carmine al Foyer. È un progetto che sicuramente impegnerà non soltanto il sottoscritto come assessore allo sport, ma come ho detto poc'anzi interesserà tutta la giunta, buona parte della giunta, penso all'assessore Pasqualino, all'assessore Lomuto, perché il progetto si sposa perfettamente con le politiche sociali ma anche con le scuole, soprattutto con le scuole, perché l'importanza di promuovere il calcio femminile e quindi di sdoganare alcuni concetti ormai veramente stanti, vecchi, e cioè che il calcio è uno sport prettamente per i maschi, sarà appunto importante che insieme all'amministrazione questo progetto possa promuovere il calcio partendo dalle scuole e chiaramente avendo la possibilità di disputare nei nostri impianti anche delle belle partite, perché no, un campionato vero e proprio dove ci saranno squadre e soprattutto atlete nissene. Ragazze con i tacchetti entra nelle scuole di ogni ordine e grado. Qual è l'obiettivo che volete raggiungere? Sicuramente è quello di eliminare tutti quelli che sono gli stereotipi di genere. Noi sappiamo benissimo che il calcio è uno sport prettamente maschile e riuscire a far entrare nelle scuole il calcio femminile significa cambiare il format culturale che attualmente è in atto. Dobbiamo arrivare attraverso i ragazzi, attraverso le ragazze nelle famiglie per spezzare questa idea culturale che il calcio sia solo per i maschi. Questa cosa sicuramente non solo va ad eliminare quelli che sono gli stereotipi, ma va a dare un valore aggiunto allo sport, a uno sport come il calcio. Come si svolgerà il progetto che avete ideato? Saremo subito all'interno degli istituti comprensivi e delle scuole superiori con dei tecnici e degli insegnanti di scienze motorie che proprio faranno il proprio primo contatto con le piccole atlete che vorranno partecipare. Quindi dopo la fase di reclutamento ci si sposterà nelle strutture comunali che l'assessore ha dato a disposizione proprio per entrare nel vivo dell'attività e anche organizzare dei concentramenti tra le atlete e poter, come dire, disputare dei mini tornei. Questa attività inizierà, già sappiamo le giornate, del venerdì per le ragazzine delle scuole elementari e medie e invece per le scuole superiori lo faremo il sabato mattina, questo sempre concordato con le varie istituzioni scolastiche che parteciperanno all'evento, alla manifestazione di ragazze con i tacchetti. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.